Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Top Top Sardegna, come sempre a farvi compagnia in diretta da Torino, scusate, ormai non so capire neanche più dove mi trovo, Alessandro Manno. Sempre in diretta da Torino Emanuele Orru. E dal quarto Sant'Elena Lorenzo Pucci. Abbiamo con noi collegato dalla redazione di Libero il direttore Alessandro Sallusti. Buonasera direttore, grazie per essere con noi oggi. Buonasera a voi. Salve, allora, diciamo come ha detto giustamente lei quando stiamo programmando la puntata, non so se ve ne siete accorti, oggi è scoppiata una guerra. Cosa è successo? Come state vivendo anche voi in redazione questo evento? E che percezione ha di quello che stiamo vivendo? Era da tanto che una guerra in Europa Ma guarda, in redazione è stata una giornata abbastanza complicata, anche perché, sai, la grande difficoltà è che la guerra la raccontate voi in diretta, nel senso voi che usate le nuove tecnologie, che usate questi strumenti online 24 ore su 24, e per cui il giornale in edicola domani mattina rischia di essere vecchio se non lo costruisci in modo da dare ai tuoi lettori non tanto degli elementi di cronaca che apprendono praticamente in diretta 24 ore al giorno, ma degli elementi su cui discutere, con i quali confrontarsi, eccetera, eccetera. In questo senso io direi che stiamo vivendo una fase, una giornata, un momento storico, perché qui siamo, voi che non eravate ancora nati, forse neanche i vostri genitori, ma nel marzo del 1938, a un certo punto l'esercito tedesco alzò la sbarra al confine con la Jugoslavia, entrò con l'Europa che stava a guardare, e che l'Europa diceva vabbè, ma è un problema locale, forse c'è anche ragione perché quelle zone sono un po' più austro-prussiane di quanto lo dicano, e quindi ecco, insomma, da lì è iniziata la seconda guerra mondiale. Io fa paura l'idea di dire attenzione che qui inizia la terza guerra mondiale, ma se un solo soldato occidentale mette piede in Ucraina, scoppia la terza guerra mondiale. E quindi o si abbandonano gli ucraini al loro destino, oppure si va a vedere il bluff di Putin, che stamattina ha detto chiaramente attenzione che se ci saranno interferenze le conseguenze saranno inimmaginabili. Parliamo di una potenza che ha le armi nucleari e parliamo di un blocco avversario a questa potenza, cioè il blocco occidentale che ha le armi nucleari. Quindi attenzione a considerare l'Ucraina lontana, l'Ucraina è un caso. Sì, tra l'altro la distanza tra l'Italia e l'Ucraina è la stessa che c'è da Trieste alla Sicilia, però una domanda tecnica, come fa un giornale, come fa Libero a verificare le informazioni in mezzo a questo mare magnum di, non so se si può dire, che casini di notizie, ci sono troppe notizie, come si fa a sapere se una notizia è vera e attendibile? Ma guarda, in questi casi il flusso di notizie è enorme, spesso non verificabile perché non hai elementi sul campo in grado ma non solo Libero, in realtà quasi nessuno ha elementi sul campo in grado di verificare questo tipo di notizie. Sappiamo che la disinformazione su tutti e due i fronti è un'arma e quindi viene usata, e quindi basta, l'unica difesa che hai è avvisare i tuoi lettori che alcune notizie andranno verificate col tempo, andranno verificate appena c'è la possibilità di verificarle. Cosa diversa, e questo è il ruolo che è rimasto alla carta stampata, è quello di provare a leggere gli scenari, a dare dei giudizi, sostanzialmente a schierarsi. Un giornale si deve schierare, deve stare da una parte e difendere quindi il problema di verificare le notizie in un scenario di guerra non dico che sia secondario, ma non è il primario. Certo. Laura. Allora, eccoci. Allora,
Abbiamo parlato di quanto sia importante verificare le fonti e di quanto un giornale debba comunque schierarsi. In questo momento di incertezza, però, lei che cosa si aspetta dalla politica italiana, specie considerato che comunque a livello internazionale centrosinistra e centrodestra hanno uno schieramento un po' diverso? Ma guarda, io dall'Italia non è che mi aspetto molto, ma non per disistima, perché in mezzo a un casino del genere l'Italia non può avere una grande voce. Ma non solo l'Italia, l'Europa direi, perché quando ti siedi a un tavolo di guerra, la prima cosa che fai è devi togliere la pistola e metterla sul tavolo e dire adesso parliamo. Ma noi non abbiamo la pistola, nel senso che l'Europa, no, l'Italia, no, ma neanche l'Europa ha un esercito. In Europa una volta dopo la Brexit c'è soltanto uno Stato che ha un esercito, che è la Francia, ed è un armamento nucleare che può far paura. Tutto il resto no, è solo un'operazione diplomatica. Quando si dice ma l'Italia non conta, ma come fai a contare? Come se vai su uno scenario di guerra senza la pistola. C'è un aneddoto a Yalta, la conferenza convocata dai grandi del mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale per spartirsi il mondo. A un certo punto Churchill mise in guardia Stalin e dice però qui stiamo dividendo il mondo, ma bisognerebbe sentire che cosa ne pensa il Papa. E Stalin disse il Papa, quante armate ha il Papa? E Churchill disse nessuna. E dice allora chi se ne frega di quello che dice il Papa? Perché così funziona il potere, così funziona il mondo. Quindi rispetto alle divisioni interne io mi auguro che queste divisioni che esistono, perché c'è una parte della politica nazionale, dei partiti, che diciamo così, ha un occhio molto benevolo nei confronti di Putin e un'altra no. Nel momento in cui Putin diventa nemico dell'Occidente, io spero che chiunque stia con l'Occidente, perché se cominciamo a creare una frattura lì, cioè finché non c'è da scegliere, uno può nel momento in cui c'è da scegliere, voglio dire, io per voi ragazzi e per i miei nipotini immagino un futuro come dire, sotto l'ombrello delle libertà occidentali che sono come dire, pilotate dall'America piuttosto che un futuro sotto un ombrello di una finta democrazia che a tratti è una tirannia dell'Oriente guidata da Putin. Chiaro. Senta direttore, in merito proprio a questa difficoltà anche, come abbiamo detto, di analizzare lo scenario bellico che sta succedendo in questi momenti in Ucraina, lei pensa che, se appunto ha un'idea, quando potremo avere un quadro più chiaro di quello che sta succedendo e quando capiremo se effettivamente la scelta di Putin di attaccare l'Ucraina è soltanto una strategia per cercare di creare una sorta di cuscinetto tra le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk, oppure sarà un qualcosa di più esteso e che mira a controllare proprio tutto l'intero paese e cercare di annettere, se vogliamo, o comunque portare un governo filorusso di nuovo al governo a Kiev? Ma io credo che come sempre nella storia ci sono delle ragioni contingenti e delle ragioni storiche. La ragione contingente è quella che hai appena detto, cioè Putin non vuole avere sui suoi confini uno Stato che fa parte di un'alleanza militare diversa dalla sua. L'Ucraina ha chiesto di entrare nella NATO e questa è la ragione contingente. Ma poi c'è una ragione più preoccupante, perché quella è risolvibile, tutti i problemi sono risolvibili. Quello che non è risolvibile è l'ambizione di Putin di vendicare la tragicomica fine dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, che era un gigante, un certo giorno sulla fine degli anni '80 si scoprì che aveva i piedi d'argilla e si afflosciò in una maniera drammatica e umiliante addirittura. Perse la guerra fredda, si dissolse l'impero, cadde il muro di Berlino, insomma tutto quello che sappiamo. Ecco, Putin io credo che fin dal primo giorno della sua avventura politica avesse intenzione di vendicare quel giorno e di riportare l'Unione Sovietica
agli splendori del passato, splendori poi per chi non viveva lì, ma comunque di riportare, no, il grande impero, la grande potenza mondiale che faceva paura al mondo. Credo che questo sia un passo in quella direzione. Poi nel contingente c'è quel motivo lì, ma anche se risolvessi quel motivo, se si riuscisse a risolvere quel motivo lì, la strategia egemonica di Putin rispetto all'Occidente e al mondo non cambierebbe secondo me di un millimetro. Certo. Prima di andare a parlare del suo libro Lobby e Logge, in cui intervista Palamara, vorrei farle l'ultima domanda. Non pensa che cioè, ieri siamo stati a una conferenza di Limens a Torino e si parlava anche della Transnistria in Moldavia, quindi c'è l'Ucraina, la Moldavia, Romania, e c'è una parte di confine, una striscia che sono separatisti russi di origine russa che prendono soldi dei russi e quindi in teoria secondo tutta la striscia, il cuscinetto che sta formando la Russia, questa non è ancora militarizzata, però ormai tutto può succedere. Secondo lei Putin non sta abbracciando anche dal sud? Cioè, questa striscia qua, secondo lei, ora è un po' fantapolitica, ma fino a ieri tutti questi discorsi erano fantapolitica. Può giocare qualcosa all'interno di questo quadro? Se Putin può giocare? No, se questo abbraccio anche da sotto. Ah, l'abbraccio da sotto, scusami. Beh, sì, sicuramente sì. Tieni conto che io non sono un grande esperto di geopolitica e quindi, come dire, posso dare delle mie opinioni personali, ma ti rispondo ripetendoti quello che ho appena detto, cioè tutte le mosse di Putin hanno un unico scopo: ricostruire l'impero sovietico, anche perché lui si trova a contrastare l'Occidente da una parte e la Cina dall'altra. E quindi nella sua testa lui rischia di rimanere schiacciato tra queste due potenze. Ovviamente non ci sta e io adesso davvero dovrei inventare per dirti se quel cuscinetto è veramente strategico. Tra l'altro non è un cuscinetto nato ieri, esiste già da diversi anni. E poi non dimentichiamoci che oggi è una parola che non si può più dire, e credo che anche voi andrete nei guai perché la pronuncio. La razza russa è una razza tosta ed è una specie di diaspora. Quando è caduta l'Unione Sovietica è una diaspora che, come dire, abita in tutti gli ex territori dell'Unione Sovietica, che sono buona parte dell'Asia. E quindi, come dire, questo progetto egemonico fa leva anche sul nazionalismo dei russi, che sono veramente dei nazionalisti. Cioè un russo è innanzitutto un russo. Anche in Ucraina, no? Nell'attuale Ucraina ci sono le due regioni che sono al centro della contesa di oggi, che sono a maggioranza russa e non hanno nessuna voglia di non essere russi, quindi si mixa la visione di un folle all'orgoglio di un popolo che con la caduta dell'impero è rimasto, come dire, prigioniero, in clave di mondi a lui estranei. Chiaro. Allora, io avrei una curiosità che vorrei condividere con lei. Già qualche giorno fa era arrivata la notizia di giornalisti occidentali che stava iniziando nel territorio del Donbass, nella zona di confine, praticamente a filmare un po' le violazioni del cessate il fuoco. Oggi inoltre ho letto un articolo molto interessante sul fatto che in questo momento in tutta l'Ucraina internet è ancora attivo, quando in realtà molti analisti sostenevano che la prima cosa che i russi avrebbero buttato giù sarebbero state le connessioni internet. Secondo lei questo è parte di una strategia russa che vede questo attacco come un monito per tutto il mondo o semplicemente una cosa che è passata in secondo piano? No, io credo che la comunicazione
sia fondamentale in una guerra. E se i russi come prima cosa non hanno staccato internet, ci sarà un motivo, e questo motivo sarà sicuramente a loro vantaggio. In che modo, perché, per come, lo scopriremo vivendo. Però una volta, quando si facevano i colpi di Stato, perché non esistevano altri mezzi di informazione, la prima cosa che facevano in generale i colonnelli era di andare a occupare la sede della televisione. Negli stati c'era solo la televisione di Stato, e quindi una volta che tu avevi preso la televisione avevi preso il controllo dell'opinione pubblica. Evidentemente in questo momento i russi pensano di poter controllare l'opinione pubblica meglio lasciando aperto quel canale, che pure può essere per certi versi usato anche dall'opposizione, ma evidentemente sanno cosa stanno facendo. Io però noto una cosa in queste prime ore: io sono abbastanza vecchio per aver visto in diretta le ultime guerre, la guerra del Golfo 1, la guerra del Golfo 2, per certi versi Jugoslavia. Ecco, noi quelle guerre che erano organizzate, diciamo così, che è un termine improprio, però non me ne viene uno migliore, da democrazie, da paesi occidentali, quindi da democrazie, noi le abbiamo viste in diretta. Qui proprio sapevamo minuto per minuto, attraverso le immagini, i video, i tweet, i reporter sul campo muniti di telefoni e quant'altro, minuto per minuto, soldato per soldato, cosa stava succedendo. Qui sono passate 24 ore e, al di là che abbiamo capito che i russi sono entrati, ma in realtà non sappiamo nulla. Perché a gestire l'operazione non c'è una democrazia che deve rendere conto all'opinione pubblica, ma c'è una finta democrazia, che in realtà è una dittatura, che sa bene che l'informazione è un'arma pazzesca. Quindi non pensiamo di vedere che nei prossime ore, nei prossimi giorni, vedremo in diretta la guerra in Ucraina, così come abbiamo visto la guerra del Golfo. Sì, anche perché è un cambio di paradigma completamente diverso rispetto a quello che ci aspettavamo. Poi vi aggiungo un attimo: in questo momento raggiungere Kiev è pressoché impossibile. Ci sono un sacco di giornalisti che sarebbero dovuti tornare oggi, che sono rimasti fuori da Flight Radar, un sito che appunto fa vedere il traffico aereo in Europa. Kiev sembra sia diventata una gigantesca no-fly zone ed è terribile, cioè quasi spettrale. Sì, e fa più effetto quell'immagine lì di tante altre. Cioè, c'è una parte dei cieli del mondo che è deserto, è diventato un deserto. Senta, direttore, volevo fare una domanda sul libro. A un certo punto lei, cioè Palamara, dall'intervistato dice: vede che avevo ragione quando dicevo che tra il 92 e il 2021 non ci sono 30 anni di mezzo, siamo fermi lì, alla lotta tra poteri dello Stato come i tempi di Falcone e Bersellini. Poi nel libro glielo dimostra. Ma secondo lei cosa manca invece per sbloccare questi 30 anni? Manca, se uno riguarda cosa è successo in questi 30 anni, diciamo, per usare un eufemismo anche qui, non c'è stata una classe politica all'altezza della situazione. Questo vale sia per la destra che per la sinistra, per la verità. Non parliamo poi dell'ultima ondata, che è stata veramente un docoio. E questa classe politica era, dal punto di vista dell'anagrafe, era sostanzialmente figlia di Tangentopoli, cioè parliamo di persone che all'epoca di Tangentopoli erano dei signori di mezza età, che rimasero traumatizzati da quello che è successo, e per certi versi avevano anche un po' la coda di paglia, perché in qualche modo, nella migliore delle ipotesi, non si erano accorti, in altri avevano un po' partecipato. E quindi è una classe politica che non ha saputo contrastare i magistrati che nel 93 presero il possesso del paese, scambiando l'autonomia della magistratura
per una specie di dono divino che gli rendeva una casta di intoccabili, eccetera, eccetera. Ancora oggi siamo fermi lì. Ancora oggi abbiamo un Parlamento non preparato dal punto di vista proprio politico, inesperto, timoroso non solo delle reazioni dei giudici nei loro confronti o dei loro partiti, ma timorosi anche che uno scontro vero sulla giustizia faccia cadere la legislatura e quindi devono andare tutti a casa. Morale della fiera, siamo ancora fermi al 93, dove il paese è nelle mani dei magistrati e non della classe dirigente politica. Allora, direttore, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, anche perché ci rendiamo conto che non è semplice in un momento del genere con tutta... Sì, dimmi. Ti stai dimenticando della domanda più difficile, però. Dai, facciamogliela veloce, anche perché hai altre cose da fare. Non voglio essere nei panni del direttore in questo momento. Vai Manu, fagli veloce la domanda. La domanda più difficile è questa: se noi domani incontriamo a Milano, Torino o a Donetsk, dove potrebbe essere il direttore Sallusti, cosa potremmo offrirgli come aperitivo? Un bianco fermo. Non bevo superalcolici, non bevo cocktail. Alla sera mi piace un bel bicchiere di vino, un buon bicchiere di vino. Perfetto, allora anche questo Manu inseriscilo nell'agenda, così quando saremo tutti più liberi. Dalle vostre parti ci sono dei bei bianchi, Beh, assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente. Già in un'altra puntata avevamo fatto l'elenco di tutti i bianchi della nostra zona. Viva la vernaccia, questa settimana di Sartiglia, tra l'altro. Assolutamente sì, sono d'accordo. Quindi direttore, grazie mille del tempo che ci hai dedicato, le auguro un buon lavoro, che sicuramente saranno settimane complicate, quindi grazie ancora del tempo che ci hai dedicato, voi ragazzi, le auguro una buona serata. Grazie, arrivederci. E a voi che ci avete seguito, l'augurio di una buona serata, collegati stasera su Instagram, perché cercheremo di fare un sunto, un quadro con tutti i nostri ragazzi, i nostri articolisti su quello che sta succedendo in Ucraina e non solo, quindi collegatevi Tok Sardegna su Instagram e vi racconteremo quello che è successo. A tutti voi che ci avete seguito, una buona serata da Alessandro Manno e da Manuel Ru e da Lorenzo Pucci. A stasera.